Un cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Un uomo di 53 anni di Bertiolo è morto nella notte all'ospedale di Udine per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale che si è verificato nella tarda serata di ieri lungo la strada regionale 252. Secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro, dopo un violento scontro con un'altra vettura, il veicolo su cui si trovava la vittima è finito in un fossato. Ferito ma non in gravi condizioni anche l'altro conducente, un 49enne di Trieste, che è stato accompagnato in ambulanza a Palmanova per accertamenti. I rilievi sono stati effettuati dai carabinieri della stazione di Campoformido. Sul posto hanno lavorato a lungo anche i vigili del fuoco che hanno collaborato con il personale sanitario per estrarre dall'auto l'uomo che è deceduto, come detto, all'ospedale di Udine dopo essere stato portato in ambulanza. Un imprenditore agricolo di 76 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un incidente avvenuto a San Martino al Tagliamento, lungo la ex strada provinciale 1 della Val d'Arzino, a breve distanza dalla stessa abitazione dell'uomo, ad Aurava di San Giorgio della Richinvelda, dove stava facendo ritorno. L'uomo era alla guida dell'auto quando il veicolo ha perso aderenza, ha sbandato e si è cappottato. Nell'auto non vi erano passeggeri. Stagione da record sulle piste del Friuli Venezia Giulia, dove al 6 gennaio sono stati sfiorati in totale i 230.000 primi ingressi negli impianti dei 6 poli regionali, con una crescita del 7% rispetto all'anno scorso, nonostante le piogge che hanno funestato quest'ultimo weekend di vacanze. A riferirlo è l'assessore regionale alle attività produttive e al turismo Sergio Emidio Bini. I due poli che stanno trainando la stagione sciistica sono Tarvisio con 68.297 primi ingressi, Zoncolan con 65.733, Piancavallo con 38.602, numeri senza precedenti che confermano il trend di costante crescita della montagna del Friuli Venezia Giulia, anche al netto delle difficoltà che pur ci sono state. Su tutte la scarsa precipitazione nevosa e il maltempo, come quello che ha compromesso il weekend dell'Epifania. Bini ha poi sottolineato come questi risultati siano il frutto degli investimenti messi in campo dalla Regione attraverso il braccio operativo di Promoturismo FVG e delle azioni strategiche. Ora ci trasferiamo a Pordenone, importanti novità per quanto riguarda la viabilità cittadina. Assessore Almirante oggi a Porcia per fare il punto sulla fase di progettazione della rotonda tra la statale 13 Pontebbana, via Gabelli e via Brentella. Un'opera che ha avuto il sostegno anche durante la concertazione in fase di finanziaria dell'amministrazione regionale di 1 milione di euro. Sì, un finanziamento che è stato strategico per garantire la prosecuzione, quindi l'approvazione del progetto esecutivo di un progetto decisamente molto coraggioso dell'amministrazione di Porcia, che ha voluto stravolgere quello che era il progetto originario, avere la forza di espropriare l'edificio diciamo che è in stato di abbandono comunque alle mie spalle e che consente di realizzare una rotonda strategica per tutta la provincia di Pordenone, quindi di conseguenza è strategica per la Regione, quindi da qui la volontà in concertazione di aggiungere questo 1 milione di euro indispensabile proprio sia per l'aumento ovviamente che c'è stato dei costi, ma proprio perché è un'opera molto complessa di regimazione delle acque. C'è un canale del Consorzio Celina Meduna che va intubato, quindi non è anche in questo caso un'opera semplice, ci sono tutte le opere di viabilità connesse, quindi di conseguenza ciclabilità, pedonalità da garantire agli attraversamenti stradali in sicurezza, quindi era assolutamente indispensabile sostenere da parte della Regione un progetto così importante e strategico. Bene, non ci sono altre notizie, ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Grazie per la visione e l'ascolto, non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata.